Pronti? 1, 2, 3. Valido il segnale con Zambana che va a condurre, Tommy cerca di sistemarsi in seconda posizione e lo fa in un centinaio di metri superando Country Matley, più indietro dovrebbe essere Bob Digan, poi via via tutti gli altri. Intanto Zambana, come prevedibile, ha preso la testa e ora va via, buona andatura, 15,2 i primi 200. All'esterno è rimasto invece Axel Nib che si trascina Benza S in seconda pariglia, che ora viene via in terza ruota. Non perde tempo Benza S, mentre Zambana ha completato un quarto iniziale in 29,9 e i primi 600 se ne vanno in 45,7. Quindi andatura sostenuta, quella imposta da Zambana, che è sempre in schiena Tommy, poi Country Matley, ancora Viking 3B, mentre Benza S è risalito all'esterno di Titanio Baldini, ora avvicina Viking 3B e gradualmente cerca di avvicinare anche Zambana. 1,17,6 per il primo chilometro con Zambana leader. A largo ora ha spostato anche Bob Digan, mentre Benza S avanza in costruzione. Dopo, quando siamo a un giro dalla conclusione, sempre Zambana leader nei confronti di Tommy, poi Country Matley, all'esterno Benza S per ora non guadagna nulla però su Zambana, e si arriva al paletto dei 600 metri finali con Zambana che spara ancora un 15,1. In seconda posizione si mantiene Tommy. Benza S ora lo appariglia completamente, deve però ancora avvicinare Zambana che a 400 dal palo ha una lunghezza e mezza di margine su Benza S che cerca di ingambarsi ora, mentre più indietro sono sempre Country Matley e Viking 3B. Zambana entra al comando addirittura d'arrivo, Benza S prova l'aggancio ai 150 finali, Zambana sollecitato, Benza S che ci prova, Benza S che nel finale trova un po' in crisi Zambana e passa per dominare, vincere sulla stessa Zambana, mentre per il terzo è ancora Tommy probabilmente che si salva da Country Matley e dovrebbe essere Viking 3B. Vediamo nuovamente l'arrivo, il numero 16 di Benza S, Roberto Vecchione, a segno nei confronti di Zambana, che ha provato a fare da lepre, ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il terzo 8, poi 4 e 2, vale a dire Tommy, Country Matley e Viking 3B. Quindi alle spalle dei due più attesi, Benza S e Zambana, finisce Tommy, buon terzo, figlio di un'ottima partenza. Al quarto posto c'è Country Matley e al quinto Viking 3B. Questo naturalmente ancora in termini ufficiosi, come mette la nostra regia, 16.58.42. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo con la vittoria di Benza S e Roberto Vecchione per conto del team Elert e della scuderia Altea. È tutto per questo convegno di corsa dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per sabato prossimo 2 dicembre.